Vi ricordate? Che ricordo ha di quel momento? Ho un ricordo molto bello perché ero in cameretta con mia mamma, mia sorella, si stava su fino a tardi in quel momento lì e me lo ricordo. Mi ricordo Tito Stagno che disse ha toccato e l'altro dall'America no, non ha toccato. È saltato fuori un pasticcio insomma, però me lo ricordo. Un'emozione molto forte, se mi ricordo ancora adesso, stata una cosa, sì. Ricordo questa persona che saltellava sulla Luna, però ero molto piccolo. E dov'era? Si ricorda dove l'ha visto? Milano a casa, Davanti a una TV insieme? con i genitori e i nonni. Io l'ho visto nella canonica del parroco in montagna, che era, vabbè, anch'io ero un ragazzino, avevo 11 anni, molto bello e all'epoca la Luna era ancora molto più lontana di adesso, per cui a 11 anni con ancora le 600 per dire. Purtroppo ero un bambino piccolino perché avevo solamente 8 anni, però ho dei ricordi belli, sono nato. Sono quelle cose che non hai mai visto nella vita e la prima volta ti lasciano un segno veramente indelebile. Mi ricordo appunto io avevo 9 anni e appunto eravamo da poco sulla casa nuova e mi ricordo che avevamo la casa ancora da arredare, però c'era il divano con i miei genitori e i miei fratelli e appunto abbiamo visto questo sbarco, questa cosa nuova e insolita. Non l'ho seguito in diretta, però mi ricorda molto Tito Stagno che sbraitava come un forsannata, ecco, quello sì. Dopo ho cominciato a percepire l'evento, ecco. Quante la famiglia davanti alla televisione, al televisore. E adesso però mi ha fatto proprio un certo che, pensando che allora forse gli ho dato troppa importanza perché ero più piccola.